Quando mia madre vide le immagini, tutte marchiate di chiavi cinesi, si alzò con una smania che non aveva da anni e le strappò. L'ultima volta che l'avevo vista muoversi in quel modo frenetico era stato quando aveva avuto il lavoro alla radio. Ballava e mio padre rideva contento. C'eravamo appena trasferiti perché lui aveva avuto quell'offerta di lavoro a Leeds Daily. Io quando vedo quelli che te lo sventolano davanti per strada, gridando «Leeds Daily, please!», vorrei strangolarli. Mia madre continuava a staccare le immagini. Poi, quando ebbe finito, si lasciò andare sul divano. Chiuse gli occhi. «Guardala, papà. Guarda tua moglie. Guarda il frutto marcio della tua morte». Lo odiai con una forza incredibile. Non perché aveva tradito mia madre, né perché questo l'aveva ucciso e mi aveva privato per sempre di un padre, ma perché lui era morto una sola volta, mentre io morivo ogni giorno, e anche lei. «Dai, mamma, ora andiamo a farci una doccia». Lei mi disse uno sguardo confuso, poi richiuse le palpebre, distese le gambe sui cuscini luridi e scoloriti del divano. Riaprì gli occhi verso di me, su di me. Le rughe le continuavano sadicamente gli occhi fino ai capelli. Le continuavano lo sguardo. Infatti, lei vedeva più degli altri, ne sono certa. Vedeva tutte le cose orribili che nascondono nel vuoto, in agguato dentro i fossi. Pugnalai il bracciolo del divano col pennarello, 9 ferite d'inchiostro che fanno l'ideogramma di odio. Sotto c'è un cuore palpitante che non somiglia ai cuori idioti che si disegnano. Sembra quello vero, flaccido e grondante, che pompa furiosamente la vita al cervello. E sopra c'è la notte, e vicino c'è qualcuno che si volta. Anche mia madre si voltò e non vide nulla, né il cuore, né la notte. Relegò lo sguardo a un punto stupido del pavimento. Cazzo, prima era così bella! Tutti dicevano che somigliava a Cate Blanchett. Aveva gli zigomi alti, il naso sottile. Io mi ricordo tutto. Me la ricordo bella com'era, da viva, quando era viva davvero. Mi ricordo il grano vivo dei suoi capelli. Mi ricordo l'azzurro onesto degli occhi. Io la guardavo dal basso, come si guardano le statue, e continuai negli anni a guardarla dal basso, perché restavo bloccata al 1,60 m di mio padre. Anche i miei capelli erano del nero ratto di mio padre. Ma mia madre diceva che ero bella. Mia madre mi diceva tante cose, tanto tempo fa. Lui ha vinto, anche sulla bellezza, perché era basso, col naso marcato. E poi, però, la sua bruttezza si è fermata per sempre. Sulla foto del giornale non irrompono le rughe. Invece la bellezza di mia madre si stropiccia e cede come un poster. Ma tanto ormai la bellezza non c'entra. Ormai pensare alla bellezza in casa mia è come puntare su un cavallo con gli intestini di fuori. Ormai la bellezza, se solo la pronunci, scende la pioggia a disinfettarti la bocca. Ormai la bellezza, se passa da Christopher Road, viene accoltellata. Mi avvicinai per dare un bacio a mia madre. Invece me ne corsi furiosa nella mia stanza. Chissà, se voi a vederla adesso direste che somiglia a Cate Blanchett. Un saluto a tutti gli intervenuti e un saluto ai telespettatori di Teleacres. Noi ringraziamo l'attrice Barbara Capucci che ha letto una parte di questo splendido romanzo di Viola di Grado e vi do il benvenuto a questo terzo incontro della rassegna contemporanea, una rassegna che molti di voi già sanno. Abbiamo cominciato un paio di settimane fa, è stata patrocinata dal Comune, voluta fortemente da Massimo Muglia e Marco Zambuto, che salutiamo e ringraziamo ancora, è organizzata dalla libreria Capalunga e della nostra rivista, la rivista L'Alef. Fra l'altro stasera abbiamo pure l'onore e il piacere di avere uno dei soci fondatori dell'Alef che vedere ad Agrigento, nonostante sia agrigentino, quindi la metà agrigentina stasera per una volta finalmente completa dell'Alef, Alessio Cupardo.
Ebbene, ora tra un po' parleremo di questo romanzo, I Viola di Grado, che è il suo esordio e ha già praticamente sbancato le critiche, ha avuto fra critici come Giulio Ferroni o Ermanno Paccagnini che si sono spesi in meritatissime lodi, ha vinto il premio Campiello Opera Prima e il premio Rapallo Carige, è stato finalista al premio Strega, insomma è per fare un esordio a 23 anni direi che forse non ci si poteva aspettare di meglio. Prima di addentrarci però nel corpus di questa discussione, io vorrei di nuovo ringraziare Marco Zambuto e appunto invitarlo, dato che è la prima volta che ci dà il piacere e la sua presenza in questi incontri, a dire appunto qualcosa, a spendere due parole su questa rassegna che ha voluto fortemente anche lui, e per impegni finora diciamo che finalmente abbiamo avuto nelle nostre fila. Prego Marco. Grazie. Da parte mia il benvenuto a tutti e sono veramente contento di essere qui presente con voi a questo appuntamento, al terzo appuntamento della rassegna che abbiamo inserito all'interno del cartellone della stagione estiva, una offerta complessiva che abbiamo voluto dare alla città di Agrigento e che ha visto e che vede al suo interno le proposte che appunto vengono da tutto il territorio, da tutta la città, momenti di spettacolo e momenti di cultura, momenti di riflessione, momenti di letteratura come quelli di questa sera, momenti dell'arte drammatica con il teatro greco, insomma una stagione ricca con tanti appuntamenti. Il momento di questa sera sono felice di essere qua anche perché la città di Agrigento negli ultimi tempi ha soprattutto dato il segnale di un grande fermento dal punto di vista culturale, proprio dal punto di vista soprattutto letterario. Mi piace tantissimo vedere anche qui questa sera tantissimi giovani che si sono affermati, che si stanno affermando nel mondo della letteratura, così come nel mondo delle arti, e sapere e vedere come tanti agrigentini riescono ad affermarsi nonostante le difficoltà, consentitemi di dire, che hanno al momento, diciamo, di partenza per i tanti ritardi che purtroppo ha questa terra, dimostra come tanto sale vi sia nella testa degli agrigentini e soprattutto come quando la volontà, la determinazione delle nuove generazioni si impone, fa sì che poi esce il meglio. Quindi io sono veramente felice questa sera di essere qui, soprattutto per dare la testimonianza di un sostegno alle nuove generazioni, a chi questa terra non la dimentica, nonostante sia costretto per ragioni anche di lavoro ad andare fuori, però mantiene sempre il rapporto con la sua terra, e gli appuntamenti, caro Gero, che hai realizzato sono il segnale e la testimonianza di come, ecco, la propria terra non si dimentica, e quello che fuori si riesce a creare, poi si ha il bisogno e la necessità di riuscirlo a portare nella propria terra per condividerlo con chi in questa terra ci vive, e questo penso che sia uno dei sentimenti più belli che un uomo si porta appresso. Quindi da parte mia il grazie di cuore veramente a tutti voi, e soprattutto io ritengo che il percorso che abbiamo individuato sia il percorso migliore e il percorso virtuoso per riuscire a valorizzare al meglio il territorio, le intelligenze in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, ma la testimonianza è soprattutto l'entusiasmo e la volontà dei giovani, che danno il segnale di come questa terra, con tutte le sue contraddizioni, sia comunque una grande terra di intelligenza che si fa apprezzare e si fa apprezzare in tutto il mondo. Grazie. Grazie a te Marco. Bene, come hai detto, noi quello che abbiamo inteso fare era proprio questo, tentare di valorizzare una generazione più giovane che in un modo o nell'altro è per motivi di crisi, è per motivi di valorizzazione, di scarsa valorizzazione culturale da parte dei governi che si sono succeduti in questo paese nel corso dei decenni e non hanno trovato degli adeguati sbocchi, e
diciamo che quella che è la generazione a noi coeva sta un po' risentendo né dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista meramente sociale. Il disagio, secondo me, continua ad accentuarsi. Per questo a me piace vedere che la risposta del pubblico ad Agrigento è forte e che anche quelle che io reputo delle belle intelligenze agrigentine siano qui anche questa sera per intervenire e aiutarci quindi a sviscerare la bellezza che è contenuta in questo romanzo di Viola Di Grado. Un ultimo appunto, tu dicevi che io ho realizzato questi appuntamenti, io voglio sempre ricordare che tutto questo è possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di Amedeo Brucoli, che sempre più che collaborazione alla pari con me organizza tutti questi incontri. Amedeo, lo sapete tutti, è un libraio coraggiosissimo perché ha aperto una libreria anni fa in una città dove ci sono, ahimè, troppi scrittori rispetto agli sparuti lettori, e ha ancora il coraggio di fare il libraio come un libraio dovrebbe fare, ovvero non come un semplice commerciante, ma come un operatore culturale, un organizzatore di eventi culturali, un uomo che veicola quella che è la vera cultura e che la sceglie in un modo o nell'altro. Ora, io direi di addentrarci subito. Già Viola ha avuto la pazienza di aspettare tanto perché abbiamo avuto dei ritardi dei quali ci scusiamo col pubblico, ma questo romanzo che abbiamo voluto fortemente, io e Amedeo e Alessio, noi della rivista L'Aleph e Capalunga, adesso dovremmo addentrarci. Perché abbiamo scelto 70 acrilico 30 lana? Questo è un romanzo di una straordinaria contemporaneità, è un romanzo di cui, se io vi raccontassi un attimo il topic in maniera brutale, potreste anche pensare che è una storia post-adolescenziale. C'è una ragazza che soffre un disagio esistenziale, ha perso il padre, ha un rapporto attivo con la madre, a un certo punto si chiudono entrambe in un mutismo che le porta soltanto a comunicare con gli sguardi. Qualcosa cambia quando lei incontra l'amore. Questo potrebbe essere il topic generico, se non che c'è la solita vecchia storia. Se io vi racconto una partita al poker, questa resta una partita a poker. Se ve la racconta Dostoevskij, abbiamo il giocatore, abbiamo una grande opera di letteratura. Ebbene, questa storia è un grandissimo romanzo che ha meritato i premi che ha avuto, ha meritato le parole che sono state spese dai grandi nomi. In realtà l'incontro con l'amore non è un patetico espediente quasi mocciano per rivalutare e per dare uno slancio vitale, una speranza benevola a quella che è la protagonista, ma forse l'incontro vero, forse è un espediente per addentrarci in quello che è il mondo anche di Viola Di Grado, forse uno dei pochi elementi biografici di questo libro, quanto mi pare di capire, che è quello degli ideogrammi. Viola Di Grado è una giovanissima autrice, la più giovane di questa rassegna, che studia, è laureata in lingue orientali, se non sbaglio studia filosofia cinese, Viola, a Londra. Benissimo, e allora io comincerei subito con una domanda generica. Io vorrei chiederti da dove nasce il cosmo proprio di 70 acrilico 30 lana, il perché di questo titolo e perché hai sentito il bisogno di addentrarti in questa storia. Prego Viola, il microfono lì. Queste in realtà sono tante domande e richiedono risposte lunghe, però funziona? Ok. Da tanto tempo volevo usare i caratteri cinesi come veri e propri personaggi di una storia, come una forza che potesse salvare una vita, e in questo caso appunto la vita di Camelia. E quindi sì, questa idea ce l'avevo da tanto tempo. E questa era un'idea sia appunto pertinente alla trama, sia era un'idea linguistica. Volevo fare un vero e proprio lavoro di istruzione sulla lingua, nel senso che è reinvenzione, nel senso che Camelia, questa storia comincia con Camelia che vive in questa casa lugubre dell'Inghilterra settentrionale con la madre, e loro non parlano più, parlano attraverso gli sguardi, perché da quando il padre di Camelia è morto le parole non funzionano più. Quando Camelia parla vomita ogni lettera delle parole che pronuncia. La madre non fa altro che fotografare dei buchi in giro per la casa.
Quindi le parole sono azzerate, allora io stessa volevo usarle come se avessi tra le mani parole azzerate, come se dovessi essere io a risignificarle. E poi arrivano i caratteri cinesi, nel senso che Camelia a un certo punto esce da questa casa. Esce da questa casa e la prima cosa, diciamo, che incontra sono questi vestiti deturpati. Incontra dentro il cassonetto della spazzatura, trova questi vestiti pieni di squarci, di strane mutilazioni, di difetti bizzarri come maniche in più. E lei stessa infierisce su questi vestiti in quella che lei chiama chirurgia antiestetica, li distrugge, li innaffia di inchiostro. Ed è così che incontra il ragazzo cinese che in realtà ha un negozio di vestiti da cui vengono questi vestiti, e dopo si scoprirà perché sono così deturpati. Lei incontra questo ragazzo e questo ragazzo comincia a insegnarle il cinese, e lì appunto anch'io cominciavo a usare la lingua diversamente, come se prima la prendevo da questo buco gigantesco, il buco stesso in cui è morto il padre di Camelia, il buco in cui vivevano Camelia e la madre. Adesso invece Camelia si ritrova travolta dai significati di questi ideogrammi, perché appunto il cinese, che è appunto una lingua ideografica, racconta ogni segno, racconta concetti, non si può sfuggire dai significati, non racconta suoni come le nostre lingue alfabetiche. E quindi sì, però questo non significa che sia una storia d'amore. Lei si innamora di questo ragazzo cinese, si innamora del cinese e quindi si innamora del suo insegnante, che le ha restituito i significati di tutte le cose che le avevano perso nella sua vita, ma è rifiutata da questo ragazzo, perché ovviamente il punto non è quello. A un certo punto nel libro dico: questa non è una storia d'amore, darebbe 10 paragrafi per esserlo, darebbe anche un personaggio, ma non è una storia d'amore. Dunque, perché? Perché non è vero che che Camelia può ricongiungersi alla sua vita attraverso la lingua cinese. Perché? Perché, come dicevano i filosofi taoisti, come Zhuangzi del IV secolo a.C., lui diceva che il mondo, voglio dire che il linguaggio non può parlare del mondo, non può descrivere le cose. Il linguaggio può soltanto parlare di noi stessi. Infatti quello che Camelia fa, lei crede di salvarsi attraverso tutti questi nuovi significati, di crearsi una nuova vita, ma in realtà è impossibile, perché sta soltanto appropriandosi dei caratteri cinesi della lingua, in realtà parlando soltanto di se stessa. Appunto il linguaggio può parlare soltanto di noi stessi, non della realtà, e quello che io volevo raccontare erano proprio una serie di linguaggi a circuito chiuso, che non parlano del mondo. Il cinese manipolato da Camelia parla solo di se stessa. Questi vestiti deturpati, questa sua ribellione alla moda, alla possibilità che si possa condividere un'identità, sono tutti appunto linguaggi che parlano di se stessi, che sono chiusi in se stessi. In questo Viola ha un grande merito in questo romanzo, perché riesce a far addentrare anche un profano come me in quello che è il meccanismo di base probabilmente di un mondo complessissimo come quello degli ideogrammi cinesi, che ovviamente richiede tutto un salto culturale notevole, però già c'è una pagina in cui lei spiega come funziona il dizionario, e quindi una chiave che è la base di quello che è l'ideogramma, e poi il suo sviluppo per cercare il significato esatto, mi sembra di capire, nel dizionario. Ora voglio sapere da te che cosa l'ideogramma come valore in più delle lingue alfabetiche a cui siamo abituati, perché tu a un certo punto mi sembra che usi come modo l'ideogramma per spiegare quelli che sono concetti più astratti, dei concetti più profondi, quello che sta dentro le cose, le ambiguità e le sfumature che stanno dentro dei concetti a cui noi diamo un significato univoco. Allora, intanto appunto inizialmente la cosa che più mi affascinava e che più mi ha spinto a usare la lingua cinese in questo modo nel romanzo è il fatto appunto che la lingua ideografica, appunto, che il cinese, che ogni segno, come dicevo prima, non può fare a meno
di veicolare un significato. Noi prendiamo le nostre parole, le parole sono fatte, l'unità minima è la lettera, no? L'alfabeto. In cinese l'unità minima è comunque un significato, è un morfema, è una lingua morfosillabica. Quindi non esiste la possibilità di un segno che non veicoli un significato. Quindi quello che ossessiona Camelia, quello che ha ossessionato anche me in realtà, è il fatto che il fatto che non si possa sfuggire dai significati nella lingua cinese. Il significato c'è sempre. Infatti Camelia immagina come le vespe che quando le taglie continuano a camminare, no? Ed è questo che appunto la spinge a appunto ossessionarsi con la lingua cinese. Dall'altro lato sì, c'è il discorso delle chiavi che dicevi tu, cioè il fatto che il carattere cinese è formato da varie parti. La parte principale che dà un indizio sull'area, spesso non sempre dà un indizio sull'area concettuale del carattere cinese, è chiamato radicale o chiave. Ce ne sono molte, ad esempio c'è l'erba, ci sono gli artigli, c'è l'oro, e insomma ci dovrebbe dare un indizio. E quindi l'idea di guardare una parola e di capirla attraverso la sua immagine, no? Come se noi potessimo capire i significati delle parole attraverso le lettere, no? E quindi l'idea che la lingua cinese intrattenga un rapporto molto più intimo col mondo, perché sia così legata alle immagini. Camelia ritrova il mondo attraverso le immagini che sono così immediate nei caratteri cinesi, no? E dall'altro lato sì, c'è il discorso sull'ambiguità, come dicevi tu, cioè ad esempio perché la chiave o radicale del carattere che significa amore è artigli, non lo so, non lo sanno neanche i cinesi, immagino, perché ovviamente è una cosa antichissima, e su questo si possono immaginare tantissime cose, perché gli artigli, e quindi io scompongo quei caratteri cinesi continuamente nel corso del romanzo a seconda della storia, no? Gioco molto con queste chiavi, con questi artigli, con quest'oro, con queste persone che si voltano, con questi cuori dove tu non ti aspetti di trovare cuori, oppure al contrario odio dove ti aspetteresti di trovare amore. Quindi tutte queste parti di significato disseminate nei caratteri, che danno, nella loro appunto ambiguità rispetto al significato dell'ideogramma, danno degli indizi su quello che in realtà sta succedendo di ambiguo e di terribile nella storia. Io prima di lasciarti in pasto agli altri invitati che avranno ognuno una domanda da farti, voglio farne un'ultima che riguarda una delle tante costanti del libro, a parte appunto il concetto del buco, a parte gli ideogrammi. Secondo me, ma mi sembra chiaro, aleggia in tutto il romanzo quello che è un sapore di morte, ma è una morte quasi senza sangue, permettimi di dire, è una morte che non è mai la morte dei siciliani, diceva Bufalino, è qualcosa di tragico, non è mai visto, diceva Bufalino, come la fine di un naturale processo biologico, ma come una tragedia, un'invidia degli dei, lo dice testualmente nella Luce e il lutto. Ecco, invece Viola di Grado è una scrittrice siciliana atipica. Questo libro è poco canonicamente siciliano, quasi nulla direi, anzi su questo magari illuminaci tu. Però volevo sapere appunto questo senso di morte che è quasi bartoniano per certi versi. Io volevo sapere se c'è un immaginario cinematografico legato a registi come Tim Burton che ti ha influenzato. Da un senso di ironia a volte, c'è una morte molto lieve, leggera, a volte colorata, a volte mi ha ricordato anche quelle filastrocche del bambino ostrica che Tim Burton ha pubblicato un decennio fa. Su questo illuminami tu. No, Tim Burton non tanto, non sono una grande fan di Tim Burton, ho visto poco, però allora, sicuramente ci sono influenze cinematografiche perché sono molto innamorata del cinema, di tanto cinema. Forse, allora, mi piace moltissimo David Lynch, come estetica anche Greenaway, sono una grande fan, poi molto cinema giapponese. Non so esattamente quale cinema abbia influenzato questa esserselo abbia fatto, questa visione della morte, però sì, è vero che è una morte
Non so, non a caso un altro tema ricorrente, più che altro un piccolo simbolo ricorrente del romanzo, era questo film islandese che Camelia continua a noleggiare. È un film che parla di appunto questo paesino islandese, un film in cui si parla poco, nevica molto, poi arriva una valanga e muoiono tutti. E questo, insomma, questo spinge Camelia a noleggiarlo continuamente, ma il film non è mai dentro la cover, quindi in realtà non lo noleggia mai, c'è qualcuno che scambia i DVD in quel negozio, insomma, quindi più forse le tante piccole morti del romanzo sono più morti sotto le valanghe, più che morti forse da tragedia greca. Che dici? Sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti è un particolare che mi ha lasciato molto colpito. Ora ti lascio in passo al primo ospite, Alessio, che vorrei che salutasse, dato che comunque quando ci sono gli incontri dell'Alef a Agrigento, lui da agrigentino che mi dovrebbe dare supporto. Vi ricordo la seconda metà dei ragazzi dell'Alef sono 2 milanesi, quindi lui dovrebbe darmi supporto, ma non c'è mai. Vorrei che tu salutassi un attimo e ricordassi quella che è stata l'attività, dato che sei stato assolutamente uno dei soci fondatori dell'Alef, e poi rivolgessi a Viola la tua domanda. Prego Alessio. Buonasera a tutti, io intanto ringrazio Gelo per le lusinghe, si riempie, io in realtà sono qui per caso, infatti ringrazio anche il caso Gelo che ci porta a essere qui con Il Primo Cittadino, una scrittrice esordiente notevolissima, e poi il progetto, questa rivista fondata 6 anni fa, che aveva questo desiderio di far veicolare la letteratura dei giovani, poco filtrata e tutto il più filtrata attraverso gli occhi dei giovani. Basta questa cultura gestita insomma da dinosauri, ma qualcosa non tanto di fresco in quanto giovanile, ma fatto da giovani, seppur con coscienza. E la mia domanda, Viola, nasce, guarda, proprio da questa posizione, perché ho una vista incredibile. E questa terra che arriva a quest'ora sembra che si voglia fermare un attimo e ti voglia dare un po' di pace. Io mi chiedo, come Sciascia ricorda, no? Che uno scrittore siciliano difficilmente può esimersi dallo scrivere di Sicilia, e come Vincenzo Consolo, un altro maestro siciliano, dice che più ti allontani dalla Sicilia più vuoi scrivere di Sicilia. Tu ti sei allontanata, sei siciliana, ma hai ambientato sto romanzo a Leeds. Guarda, non riesco a capire come mai questa scelta. Trovo, se mi puoi rendere dotto. Io non sono attratta da tutto quello che mi è familiare, quindi non credo che ambienterò mai un romanzo in Sicilia e neanche in Italia in genere. Sì, non mi attrae, né così come non racconto storie che mi sono vicine, non solo appunto geograficamente ma anche come esperienze, racconto cose estreme e diverse. Io amo molto la diversità, quindi linguaggi diversi e simboli diversi, quindi sì, non credo che parlerò mai della Sicilia. Ecco, ora è il momento degli altri ospiti. Io vorrei chiamare il primo nostro invitato, che è il giornalista Ruggero Fiorentino, che ha un applauso, che a questo punto è uno dei tanti under 35, delle tante belle menti che vi ho detto popolano la nostra città. Ce ne sono tante, ma si nascondono bene e non vengono adeguatamente valorizzate, quindi speriamo che questa rassegna possa dare loro un giusto spazio. Ruggero, prego, a te la domanda. Buonasera a tutti, finalmente un'autrice dopo 2 autori. Spero che l'autrice non ce l'abbia con i giornalisti come Camelia nel suo romanzo. Ecco. Allora, io ho letto attentamente questo romanzo, 70 acrilico, 30 lana, come appunto un tessuto. Quanto in questo libro, volevo sapere, c'era di sintetico e quanto di lana, ovvero in percentuale, quanto c'è di fantasioso e quanto di autobiografico. Questo qui, insomma, ci serve per dare una composizione reale, giusta al libro, al romanzo. Successivamente, invece, ho notato che si sottintende in questo romanzo una forte ricerca di amore, almeno lo è per me. Ho capito che si tratta di un romanzo crudo, diretto, a tratti anche volgare. Permettimelo, violento. Violento.
a quale target è destinato questo romanzo? Perché io ho scritto alcune parole tipiche del linguaggio moderno, vorrei elencarne qualcuno: orgia di fiori gialli, sapore Nintendo, sogni puzzolenti, crematorio incosciente, ubriachi d'umido, zuccherosità vocale, carnalità preistorica, eutanasia cosmica, tumori verbali, naso riconoscibile su Google Maps, manicomio di scariche e puttana mutilata. Quindi un linguaggio diretto, forte, giovanile. Quindi ci tenevo a sapere se avevi individuato un target preciso a cui era destinata questa opera. Per quanto invece riguarda il tipo di scrittura, ho notato che hai dato, diciamo, poca opportunità, secondo me, al lettore di leggere in maniera lenta, dando spazio alla riflessione. Ti sei invece catapultata su un tipo di scrittura molto veloce, che a tratti aboliva anche una parte della punteggiatura come le virgole, ed ha usato anche spesso delle licenze letterali come il ma però che raramente si usa, insomma, in italiano. Questo qui ti è servito per per avvicinare di più il lettore a un linguaggio reale, oppure è stata una pura casualità? Altra cosa, e finisco. Mi ha colpito molto questo sguardo di Silenzi con la madre, e anche appunto il parlare di bruttezza, il sentirti brutta, il sentirsi Camelia naturalmente brutta in varie parti del libro. Quindi lì forse emerge anche un tuo tratto tipico appunto tipico dei giovani, delle giovani 23enne che si sentono brutte anche quando non lo sono. Volevo sapere se c'era stato un riflesso diretto sul tuo libro. E comunque rimane per me un romanzo bizzarro che vuole stupire, cinico, violento, che rincorre la morte però a tutti i costi, macabro. Però alla fine ha un disperato bisogno di amore. Dimmi se è così, vorrei saperlo e ti ringrazio. Quindi riassumendo, quanto c'è il biografico, qual è il tuo target, poi la lingua. Sì, spero di ricordarmele tutte. Vabbè, risponderò in ordine sparso perché ricordarmi anche l'ordine è troppo. Allora, come ho detto prima, non mi interessa ciò che mi è familiare, in questo include appunto l'autobiografia, quindi questo libro non potrebbe essere più lontano da me, quindi la risposta è no, non c'è niente di autobiografico, il che non significa che uno scrittore non usi gli strumenti che ha a disposizione, nel senso che ne so, la madre di Camelia suona il flauto traverso, anch'io lo suono, ed è per questo che so di cosa parlo, nel senso, ovviamente avere gli elementi a disposizione anche questo non rientra, è giusto. Leeds, sono stata a Leeds, quindi sì, ho studiato a Leeds un anno. Che altro? Ovviamente i caratteri cinesi. Per il resto mi sono divertita a inventare. Allora, sempre riguardo l'autobiografia, no, io non mi sento brutta. Che altro? E non penso che il linguaggio del libro sia giovanile. Che cos'altro mi avevi chiesto sul linguaggio, scusami? Sul linguaggio ho notato appunto un linguaggio moderno. Moderno, cioè, ad sì, esempio, quando tu sì. parli di sapore Nintendo, cioè un ottantenne riesce a captare il tuo messaggio? No, allora sì, no, ho capito. No, sì, sicuramente moderno, non c'è dubbio. Mi servo di molti linguaggi moderni che riguardano appunto anche un certo mondo pop che include appunto il Nintendo o Google Maps, pop in senso generico.
Posso dirti una cosa sì, su questo, dimmi. Viola, scusami. Io su questa storia del linguaggio e su alcuni esempi che ha fatto Ruggero noterei ci sono molte sinestesie, cioè l'uso di due sensi diversi per descrivere una serie di metafore e di immagini. Perché questo? Cioè, a partire dal parlare con gli sguardi, cioè disse uno sguardo, già una sinestesia. Una serie di esempi che ha fatto Ruggero sono pure sinestesie. Perché questa commistione di sensi in un'unica frase? Perché le sinestesie mi interessano molto perché rientrano nel mio progetto artistico di straniamento, nel senso che a me quando scrivo interessa tantissimo creare uno straniamento, cioè raccontare comunque una realtà in modo anche molto crudo, perché appunto, come diceva lui, romanzo crudo, sì, raccontare quindi crudamente e crudelmente la realtà, ma allo stesso tempo con una sorta di, appunto, di straniamento, creare una logica che pur essendo surreale e non realistica sia perfettamente realistica e logica in sé, quindi avere le due dimensioni. Grazie Ruggero, e ora a questo punto inviterei invece Beniamino Biondi, che è già intervenuto nei precedenti incontri. Beniamino è un poeta e critico cinematografico bravissimo, ha pubblicato per la Pungitopo ultimamente un bellissimo libro di poesie che si chiama Antipoemi, e anche lui brevemente come Ruggero ci darà appunto il suo parere e ti porgerà una domanda. Prego Beniamino. Anzitutto porgo il mio saluto a Viola Di Grado e a tutti voi. Io dirò qualcosa sul libro. Mentre Viola parlava mi veniva in mente il film Noi Albinoi, che credo sia il film islandese, ecco, non ci eravamo accordati prima, ma essendo un appassionato di cinema, un bellissimo film islandese che mi auguro voi avrete modo di vedere. Io penso, leggendo questo libro, che l'attitudine di Viola Di Grado sia un'attitudine all'estremismo. Mi spiego un po' meglio. L'estremismo è tutto sommato un'attitudine anfibia della letteratura, perché può in parte significare una tendenza un po' alla moda, quindi al romanzo di consumo. In questo caso non è un fenomeno di letteratura, ma è un fenomeno di costume che a noi non interessa. Può anche essere l'estremismo una forma espressiva importante, significativa, peraltro antichissima, perché in fondo l'estremismo era degli antichi e oggi è ritornato ad essere dei moderni. Dico questo in qualche modo venendo incontro all'intervento che è stato fatto prima, appunto perché c'è questo linguaggio molto forte che connatura questo volume e lo rende peraltro molto interessante, a mio avviso molto, molto interessante. La sensazione che ho avuto è questa a livello espressivo, a livello linguistico: è come se la lingua preesistesse in qualche modo alla comunicazione. Cioè la sensazione che ho avuto è che questa lingua sia un insieme magmatico che preesista appunto a quello che si vuol dire. E in fondo, pensando questo, Viola Di Grado mi ha dato anche conforto, perché ha parlato degli ideogrammi della cultura cinese o della cultura più estensivamente orientale, perché l'ideogramma in sé, io non sono preparato di cultura cinese, però l'ideogramma in sé ha un suo significato, un significato peraltro assai complesso. Pensiamo ad esempio all'I Ching, per fare un esempio banale, ma banale sino a un certo punto, in cui ogni segno, ogni ideogramma ha una molteplicità di significati e moltissime sfumature. Ecco, io ho notato un po' questa attitudine appunto nel romanzo di Viola Di Grado a questo estremismo. L'estremismo che cosa fa? Apparentemente, ma poi non è così, sembra che ci comunichi un mondo immaginario, non un mondo irrealistico. In realtà l'estremismo è il modo migliore per rendere la realtà di tutti i giorni. Pensiamo, faccio un esempio bello: Tolstoi, La sonata a Kreutzer, uno dei più bei libri della storia della letteratura, una radiografia impietosa di un matrimonio feroce, chiaramente un libro estremizzato, però è un libro che ci rende, che ci trasferisce quello che può essere il disagio di un comune, di un comunissimo, di un banalissimo matrimonio. Ecco, quindi lo scrittore ha l'esigenza di estremizzare la realtà in qualche modo per ricondursi alla realtà stessa. Quindi ecco, la mia sensazione è che tutto sommato si tratti di un libro realistico. E se qualche critico ha parlato anche di cinismo, io voglio anche dire, probabilmente è anche un libro cinico, ci sta bene, non è un problema che sia un libro cinico, è il libro di una ragazza che prova anche
una forma di sbigottimento nei confronti del mondo, quindi credo che il cinismo sia anche, ecco, una delle modalità espressive appunto per rendere lo sbigottimento di una ragazza di 23 anni che scrive in un mondo dominato dal consumo, e questo è un grandissimo problema per gli scrittori di oggi, perché producono libri, ma in realtà il libro oggi è più che prima una merce. Quella merce che Marshall McLuhan, quando negli anni 60 parlava di quello che sarebbe stato il consumo moderno, aveva ragione. Diceva il torpore narcisistico delle persone che guardano i beni di consumo. Pensate oggi in un centro commerciale quanti imbecilli guardano televisori e stanno 10-15 minuti a guardare questi beni di consumo spesso inutili. Ecco, torpore narcisistico è una bella parola. Io penso che ci sia anche un po' questo torpore narcisistico colto da Viola Di Grado appunto nell'espressione della realtà. Grazie. Sì, la domanda è questa. Io vorrei sapere in quale modo tu, come scrittrice chiaramente, in questo libro o nei futuri che scriverai, riesci o senti di poter testimoniare e raccontare questa realtà moderna, che io è una realtà che chiamerei un po', non soltanto per il tuo libro, ma in generale una realtà purgatoriale. Ecco, io vorrei sapere come appunto tu sei riuscito a descrivere questa realtà o che intenzioni hai per il tuo futuro di descriverla. Allora, sono d'accordo sulle cose che hai detto. A me effettivamente interessano gli estremi, non mi interessano le vie di mezzo. E quindi è vero quello che dicevi, che l'estremizzazione, quindi in qualche modo queste logiche surreali, immaginifiche che creo, in realtà non perdono il contatto con la realtà, e io appunto non volevo appunto creare uno straniamento fine a se stesso, ma estremizzare tenendo appunto tenendomi molto in contatto con la realtà che sto raccontando, nel senso sì, nel senso che non è ovviamente non mi interessa beh sì, insomma, quello che ho già detto. Appunto, è una logica, mi interessano logiche straniate, logiche surreali che però abbiano un senso perfetto e sia un senso che si rispecchia nella realtà. Cioè mi interessa il riflesso perfetto nella realtà. E infatti è per questo che ho creato tante trame simboliche nel libro, a cui tengo ancor più che alla trama effettiva del libro. Cioè le trame simboliche, in ogni trama simbolica è uno specchio della trama vera e quindi della realtà. E quindi per esempio il linguaggio simbolico dei buchi, poi quello degli ideogrammi, dei vestiti deturpati, questa cosa del libro islandese e tantissime altre cose. L'inverno di Leeds. L'inverno di Leeds, ci sono tantissime cose che ho messo dentro, le lavatrici. Tutte queste cose, appunto, ogni cosa, io volevo che ogni minimo dettaglio, non c'è niente, non ho messo niente a caso, è tutto studiato perfettamente, nel senso che appunto volevo che tutto specchiasse la realtà e specchiasse la trama, un po' come avevo in mente l'idea della la rete di Indra, che sarebbe è una metafora buddista del fatto che ogni piccola gemma rifletta la luce di tutte le altre gemme. Io volevo fare questo, appunto, fare in modo che ogni piccolo simbolo surreale in sé e folle in sé riflettesse proprio perfettamente la realtà di tutto il romanzo, e quindi la realtà vera anche. Ok, ora il prossimo intervento lo diamo a... C'è un ragazzo che ha esordito l'anno scorso con un romanzo, un agrigentino, che ha pubblicato con la Giocasini Editore un romanzo che si chiama Renewal, si chiama Dario Piparo il ragazzo, e quando eravamo praticamente su Facebook con Amedeo abbiamo chiesto quale autore avreste voluto ad Agrigento per una rassegna letteraria, lui ha risposto Viola Di Grado, è stato l'unico a beccare un autore che noi avremmo poi portato qui ad Agrigento. Quindi Dario è stato uno di quelli che ha voluto fortemente il tuo romanzo qui. Vieni qui, Dario, quindi puoi rivolgere la tua domanda a Viola, che sarai sicuramente curiosissimo dato che hai avuto modo di apprezzarlo prima. Prego, Dario. Sì, saluto tutti, intanto anche Viola Di Grado. Come ha anticipato Gero, ci tenevo particolarmente e sono molto felice della sua presenza.
Io quando ho letto il suo romanzo 70 acrilico 30 lana, la cosa che particolarmente mi ha colpito e che ha in questo momento anticipato Viola è il suo tentativo di scandire il mondo quasi come in un gioco di specchi. Di fatto qualsiasi cosa viene rappresentata è il riflesso di qualcos'altro. Lei va a creare questo microcosmo che poi è rappresentato da Christopher Roth, da queste atmosfere gelide, quasi ataviche, primordiali, questi inverni particolarmente che lasciano pochissimo scampo alla protagonista, pochissime vie di luce, che poi di fatto sono un riflesso del mondo del macrocosmo, del mondo, tenderei a dire, generalistico. Quindi di fatto la cerniera che va a collegare questi due mondi è il suo particolare espediente linguistico, che come ho notato particolarmente è fatto molto di similitudini, di esemplificazioni, di comparazioni, dove tutto è come qualcos'altro, che quindi di fatto va a collegare questo microcosmo che altro non è che il riflesso e si riflette con il mondo in generale. Appunto, parlando di simbolismi, di figure simboliche, quando leggevo il romanzo avevo un'idea che mi balenava in mente, cioè quasi come se la sua scrittura fosse quasi un esercizio, una composizione di un origami, queste bellissime composizioni in carta, in cui lei praticamente prende il mondo, lo appiana come un foglio di carta e poi va ricostruendolo minuziosamente, scandendolo, praticamente formando il suo origami, che di fatto è 70 acrilico 30 lana. Questa sua ricerca del particolare la si nota soprattutto, secondo me, quando Camelia si relaziona con la società circostante. Di fatto lei fotografa qualsiasi carattere, qualsiasi cosa che a noi può sembrare scontata, la palissiana, lei no, la va a riorganizzare, va quasi a ucciderla e a resuscitarla. Quindi di fatto in questo Viola Di Grado, a mio parere, ha un talento unico, che la rende particolare nel panorama letterario. Di fatto va a gambizzare quelle che sono le fondamenta della società moderna. Spesso questa sua ricerca al particolare mi ricorda una cosa che mi ripete spesso Gero Miccichè. Mi dice sempre che Flannery O'Connor diceva che lo scrittore ha più attenzione, il bravo scrittore ha più attenzione per il particolare che per il generale. Direi che in questo Viola Di Grado ha un talento particolare. La mia domanda nasce da uno spunto personale. Ognuno vive ovviamente la scrittura a proprio modo. Io la vivo quasi come una sindrome di Stoccolma, nel senso che ha due facce. Una faccia è quella del rapitore, qualcosa che viene da dentro e che necessita di essere espressa, di esplodere. D'altra parte c'è il mio innamoramento verso questo quasi obbligo di scrivere, di esprimere questa cosa che parte da dentro. Io ti chiedo, per te la scrittura è più un obbligo, quindi è la tua anima artistica che urla di farlo, o è più un piacere che riesci a controllare, che riesci a distribuirlo nella tua vita? Effettivamente sì, è un po' un mostro che viene quando vuole lui, dico la scrittura, sì. Non sono molto disciplinata non faccio come, non so, non mi sveglio alla mattina a un certo orario, mi metto a scrivere per un certo numero di ore, cose così, non ci riesco. È un po' tipo, sì, come dicevi tu, una cosa che mi prende alle spalle e dopo tutto, insomma, non mi dispiace che sia così, perché quando invece ho più possibilità di scrivere, quando so che posso, perché ho tempo, perché non devo scrivere la tesi o cose del genere, non è la stessa cosa. Diciamo che il mio rapporto con la scrittura preferisco quando è più conflittuale, ed è quasi sempre così. Preferisco il fatto che la scrittura arrivi quando non deve arrivare, che mi sorprende quando sto facendo qualcos'altro. Infatti io in realtà scrivo sempre dove non dovrei scrivere e quando non dovrei scrivere. Io scrivo, non so, alle feste, durante le lezioni universitarie, cioè scrivo di nascosto, scrivo quando dovrei pensare a qualcos'altro, quando dovrei scrivere la tesi. Per esempio adesso dovrei scrivere la tesi e mi viene da scrivere. Quindi sì, diciamo che il mio rapporto è un po' questo.
E secondo me appunto cioè, mi trovo bene con il fatto che sia così. Sì. E allora, ora prima di far volgere al termine questo incontro, voglio sapere se ci sono degli altri interventi, se qualcuno di voi ha qualche domanda da porre alla nostra autrice. Io avevo chiesto in realtà a qualche altra giovane intelligenza di porre qualche domanda alla nostra autrice, mi hanno detto semplicemente per timidezza se mi va alzo la mano io, quindi io aspetto questa persona che rimarrà anonima che alzi la mano, se non alza la mano taccia per questa volta, per la prossima lo costringerò. Qualcuno invece ha una domanda da fare? Bene, ecco l'anonimo è lui, è uno dei migliori talenti secondo me della nostra città, fategli un applauso. Lui è il regista teatrale Marco Savatteri, un ragazzo che, Viola, ti dico, a 16 anni eravamo nella stessa scuola, al liceo classico Empedocle, a un certo punto Marco si intestardì che doveva portare un'opera al teatro che era Evita di Andrew Lloyd Webber. Allora raccolse una serie di nostri coetanei ai quali non avrei dato 2 lire ai tempi perché erano tutti non professionisti, e per 2 anni imperterrito fece una serie di prove, non avendo idea di cosa fosse la regia teatrale, li mise insieme e riuscì a esordire quando a 18 anni circa, a 18 anni quando fu al Teatro Pirandello, quando fu l'esordio? 5 maggio 2001, quindi avevi 17-18 anni più o meno, quindi a 17 anni esordì come regista creando dal nulla un'opera splendida. Ora continua a fare il regista, è un validissimo pianista. Io ringrazio Marco Savatteri quindi per essere qui. Prego Marco, poni la tua domanda a Viola. Grazie a te Gero, complimenti per questa bellissima iniziativa. Saluto la nostra scrittrice, sono curiosissimo di leggere il libro. Io ammetto, mea culpa, non conoscevo il libro, mi sono incuriosito dalla platea, non era timidezza, era paura di fare un intervento fuori luogo. Posso dirti quali sono le impressioni che ho ricevuto da questa discussione? Abbiamo capito che non c'è autobiografia o che non sei affezionata a narrare ciò che ti è familiare. Volevo sapere cosa ne pensi di una risposta che ha dato Arturo Brachetti, il trasformista, riguardo all'arte. Lui ha così dichiarato: noi utilizziamo l'arte, noi artisti, spesso per poter digerire la merda che nella vita subiamo, quindi la mia arte è la merda che in realtà naturalmente io devo espellere dal mio corpo. E la risposta di Arturo Brachetti è un mondo immaginifico, un mondo fatto di sogni, un mondo in cui da un baule escono fuori miliardi di personaggi che lui riesce ad incarnare attraverso dei cambi velocissimi. Il tuo mondo, ammesso che tu fossi d'accordo con questa definizione di Brachetti sull'arte, dipinge invece un microcosmo, hanno definito, un mondo di ideogrammi, una cosmologia nuova. Io ho pensato molto all'ologramma, ti invito a leggere un libro di Michael Talbot che si chiama Tutto è uno, e fa un riferimento all'ologramma per spiegare poi, insieme a tanti scientifici tra cui Bohm, la realtà tangibile del mondo. E allora volevo sapere come mai il mondo, o la merda che esce, scusando la volgarità ma è virgolettato, come mai il mondo che ne esce fuori è un mondo sì che contiene lo studio delle lingue orientali, quindi il mondo cinese, ma anche un mondo prettamente macabro. Ok, non c'è autobiografia, però forse c'è lo stesso sbigottimento tuo che si avvicina al mondo e alla visione sbigottita di Camelia. E oltre a questo vorrei chiederti, è una domanda apparentemente ingenua ma non così tanto, sicuramente quando scrivi interroghi molto i tuoi personaggi, se tu fossi la migliore amica di Camelia cosa le rimprovereresti e cosa le consiglieresti? Una redenzione possibile magari. Grazie. Allora, penso che sicuramente ci sia quell'aspetto, cioè sicuramente una delle insomma delle tantissime motivazioni che immagino mi spingano a scrivere, sicuramente quella di questo senso di inadeguatezza. Io penso che lo scrittore sente un'inadeguatezza nel mondo e quindi abbia una sorta di bisogno di risarcimento. E quindi, come dicevi tu, sì, un risarcimento dalla merda. Ma penso che questo sia solo un aspetto. Penso che non sia soltanto questo, anche perché
Cioè io scrivo da quando avevo 5 anni, penso che a 5 anni non fossi così consapevole della merda della realtà, quindi credo, nel mio caso la scrittura è una cosa che viene prima, quindi prima ancora di questo sbigottimento di cui parlavi rispetto alla realtà, perché nel mio caso è proprio un bisogno fisico ed è proprio il modo in cui mi rapporto al mondo, nel senso di... è comunque il mio filtro che rimane anche quando non scrivo, la narrazione rimane comunque il filtro attraverso cui sento e vivo la realtà, quindi ancora prima di una scelta fa parte della mia persona. Rispetto a sì, se Camelia fosse una mia amica, cosa le rimprovererei e cosa le consiglierei? In realtà è una domanda che mi hanno già fatto e non sono mai soddisfatta della risposta che do, già me l'hanno chiesto 2 volte. Anche perché di solito la risposta che do a queste domande vengono sempre travisate, quindi adesso risponderò in modo diverso. Cosa le consiglierei? Non so, probabilmente... Camelia è un personaggio che, anzi per me, per una persona che ammiro moltissimo, perché ha una forza incredibile, si ribella a qualsiasi cosa, quindi lo sbigottimento che tu, pur non avendo letto il libro, hai percepito è vero, nel senso che questo suo continuo sbigottimento davanti alla realtà, a questa realtà che è una realtà appunto 70 acrilico 30 lana, quindi sintetica, sbagliata, inadeguata, che non la riscalda come un maglione 70 acrilico 30 lana. Lei davanti a questa realtà è sbigottita e si ribella continuamente, nonostante tutto quello che succede, lei continua a ribellarsi, anche se tutto va malissimo, insomma. E quindi questo lo ammiro moltissimo. Io consigliarle, non so, perché ora arrivata alla fine, io non dirò come finisce il romanzo, però arrivato a quel punto, cioè, è difficile sapere cosa le consiglierei di fare a quel punto, perché è una situazione decisamente irrimediabile, ma se avessi potuto intervenire prima come persona e non come scrittrice, perché come scrittrice ovviamente le ho assegnato questa vita terribile, ma come persona immagino che non l'avrei fatto, e quindi cosa le avrei consigliato? Lei ha sacrificato del tutto la sua felicità alla cura della madre, perché in questo rapporto strano, capovolto, che appunto che c'è in questa storia, lei si prende cura di questa madre, che è una madre che in realtà è molto egoista, che non l'ha mai amata nel modo giusto, è sempre stata molto concentrata su se stessa e sulla sua arte, e Camelia, da quando muore il padre, diventa un po' la madre di sua madre e se ne prende cura, sacrificando anche la sua possibilità di vivere, seguendo questa spirale di follia, anche in questo lutto delle corde vocali. Quindi io sicuramente, se fossi stata sua amica, se fossi stata lì, avrei cercato di tirarla fuori da quella casa. Però evidentemente come scrittrice sono più sadica che come persona, quindi invece l'ho rinchiusa in quella casa e l'ho costretta ad andare avanti. Sì. Del resto l'arte, come diceva Artaud, non può non essere crudele. Proprio Artaud era forse il primo che io ho letto storicamente che ricollegava l'arte e la creazione artistica alla merda, proprio alla composizione. Ma c'è anche un altro autore, un cubano, che tu hai, diciamo, come collega nelle edizioni, che è Pedro Juan Gutiérrez, che in Trilogia sporca dell'Havana dice proprio questo, che bisogna comporre dalla merda che sia nella propria vita un'opera di volta in volta che venga solidificata nella pagina scritta. Ora, prima di volgere al termine, vi chiedo se avete altre domande per Viola di Grado. Vediamo, non vedo mani alzate. E quindi a questo punto noi concluderemo questa serata con una lettura, con una commemorazione ai morti di Marcinelle. Qualche giorno fa, l'8 agosto, c'è stato il 55esimo anniversario del disastro di Marcinelle, che molti di voi ricorderanno. Prima appunto invito Barbara Capucci a leggere il secondo passo del libro di Viola di Grado, avremo un pezzo, poi verrà Enzo Alessi e il professor D'Amato a fare un intervento, quindi prego Barbara intanto.
luce non ci accompagna più. Giro un po' così. Okay. Un po' meglio. Arrivai all'altezza del cimitero ed era molto più vivo di me. Ogni lapide era una festa di ombre fantasiose e rideva, ubriaca di morte. Rideva col verso delle civette. Rideva di quelli come me, che sono ancora vivi e non sanno come diavolo sia successo. Cazzo, se volevo fermarmi a guardare indietro, ma le mie gambe continuavano misteriosamente a muoversi, come nel Medioevo le teste mozzate dei condannati. Mi voltai. Non c'era nessuno. A casa mi tolsi il maglione e i jeans e li distesi sul tavolo operatorio della mia scrivania. Chissà che faceva mia madre mentre io cenavo al ristorante e speravo e sorridevo come una scema, mentre decidevo che la mia vita sarebbe stata incompleta senza un secondo cocktail di umiliazione e dolore con postumi di brame suicide. Mentre soffrivo come sempre, da quando la luce scalzò il buio per colpa di Dio. Non avrà mangiato, non si sarà lavata, non avrà alzato la testa dal cuscino. E se io smettessi di preoccuparmene, morirebbe così facilmente. È incredibile. Guardai i vestiti. Comincerò dal maglione, che Wen oggi non mi ha sfilato. Proseguirò con i jeans, che non ha sbottonato. Fuori dalla finestra, dietro il grasso e la polvere e altro sporco misterioso, il cielo si aprì come un sipario su una nuova, perversa tempesta di grandine. Presi le forbici, spedii il maglione blu nell'inferno del 70 acrilico 30 lana. Amputai di netto tutta la parte che nascondeva il seno, che Wen non vorrà mai vedere. Tanto che c'è da vedere. Il mio seno è una prima scarsa. E se conti fino a 3, tesoro mio, solo 3 anni dopo, 1, 2, 3. Ma però lo so già cosa succede. Ah sì, lo sai già. Sì, avrò ancora il seno di una bambina che aspetta il suo papà, che però sta scopando lontano da lì. Una bambina che il suo amore cinese tascabile non la vuole. Staccai uno per uno gli ideogrammi dal muro, li cucii sui buchi come protesi di significato. Quando finii di grandinare, al posto del mio seno c'erano i 4 tratti di no. Si dice bu, come quando i fantasmi sbucano dall'ombra con le braccia tese dicendo bu, ti fanno venire un infarto. Al posto delle mie braccia la frase non si può. Ridevo, piangevo, minacciavo i bulbi oculari con le forbici. Provateci a lacrimare ancora. Provateci a farmi credere che è la bellezza che cerco. Come se io fossi così banale. La bellezza c'è già. C'è dappertutto. La bellezza Dio l'ha fatta in 6 giorni e da allora non se ne va più. C'è in tutto quello che ti cresce intorno senza permesso. La bruttezza invece ci vuole l'uomo per farla. È una forzatura, una stortura dell'ordine cosmico. Ci vuole l'uomo per sparare il cemento sulle gardenie. La bruttezza è più umana, è potere. È una storia vera, senza morale, che comincia dalle mie forbici e finisce sull'acrilico fiorito di tutte le maglie fortunate. La bruttezza è un ghetto che si trova in casa mia, al primo piano della mia stanza.
Un applauso. Grazie ragazzi, grazie ai nostri bravissimi Fausto Savatteri e Alfonso Salamone. Prima di chiudere questa serata io ringrazio Barbara Capucci che ha impreziosito con le sue letture questa serata, ringrazio i nostri musicisti Sergio Calì, Fausto Savatteri e Alfonso Salamone, ringrazio i nostri intervenuti Ruggero Fiorentino, Beniamino Biondi, Dario Piparo e Marco Savatteri, ringrazio questi intervenuti che abbiamo qui, naturalmente ringraziamo soprattutto Viola Di Grado che ci ha onorato della sua presenza. Ora io il saluto finale lo affido al nostro Massimo Muglia che ha voluto fortemente questa rassegna, vi lascio a lui, vi ringrazio e vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà per mercoledì 17 probabilmente a Piazza Art Castle, su questo vi aggiorneremo, e sarà con Marco Mancassola. Grazie a tutti, vi lascio a Massimo. Sì, io poi chiudo sempre perché faccio sempre i consigli per gli acquisti, perché poi si parla dell'autrice ma ci si dimentica di dire che alla libreria Capalunga si può acquistare questo libro e leggere questo che qua siamo alla post-avanguardia, se mi consenti, vero? Io mi accusano di parlare sempre di postmoderno, no, io stavolta non ne parlo perché qua siamo al postmoderno. No, non posso parlare del libro, già ne se ne è parlato tanto, però se mi consente Viola una cosa la voglio dire. Ho notato, sì Marco, forse tu sarai un po' sbigottito perché vedi, tu sei ormai abituato a stare dentro il comune e avere a che fare con i tuoi tecnici là, con questi tipi così molto tristi, così. No, sì, con me è sempre un piacere per te, che sono veramente, ti rendi conto, tu a un certo punto pensavi come dentro la caverna del mito di Platone, no? Pensavi che il mondo fosse quello, no? Oggi ti rendi conto che invece la tua città è tutt'altra cosa, no? Hai delle intelligenze straordinarie, hai dei giovani meravigliosi, dei giovani che hanno una cultura assolutamente strabiliante, e oggi ti rendi conto che la città di Agrigento non sta dentro il comune ma sta fuori, vero Marco? Non è molto più bello questa città o è molto più bella quella dei tuoi tecnici che stanno là a parlare, a discutere senza mai concludere niente? Ecco, questa riflessione dovrebbe oggi farti uscire da qui come un sindaco pieno con un ritrovato entusiasmo di essere il sindaco della città più bella del mondo, non soltanto perché è bella esteticamente, per i suoi monumenti, per la Valle dei Templi e per tutt'altro, ma per avere i giovani più belli del mondo. No, non è populismo, è veramente una cosa che sento, perché io questi giovani non li conosco perché ho fatto un po' di politica, ma spesso perché li ho avuti anche immodestamente come allievi e so di quante straordinarie intelligenze è dotata la tua città. Questo dovrebbe riempirci tanto di orgoglio, scusami. Grazie Viola, grazie Gero, grazie splendide intelligenze agrigentine. Grazie a tutti e vi aspettiamo per Marco Mancassola mercoledì prossimo, il 17 agosto. Vi invitiamo a comprare là al banchetto il romanzo di Viola Di Grado. Arrivederci a tutti, buona serata.